Buonasera e benvenuti al TG1. Sul lavoro e previdenza il governo vuole il dialogo e propone alle parti sociali 2 mesi di tempo per trovare un accordo. Questa è la posizione espressa dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a sindacati e imprenditori riuniti questa sera a Palazzo Chigi. Sul tavolo anche la delicata questione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che regola la materia dei licenziamenti. Diverse le reazioni delle 3 confederazioni sindacali. La CGIL non è disponibile ad alcun confronto se non viene prima stralciato l'articolo 18. La CISL accetta il confronto pur restando ferma sul no alle modifiche dell'articolo 18. Nei prossimi giorni la risposta della UIL, comunque interessata al confronto. 2 mesi di tempo per dialogare e trovare un accordo. Questa è la proposta del governo alle parti sociali. Il governo è pronto a modificare e migliorare tutta la riforma del mercato del lavoro, articolo 18 compreso, secondo quanto decideranno imprese e sindacati. Berlusconi ha un comune, impegnando il governo a recepirlo totalmente. E anche nel caso non ci fosse un'intesa entro 2 mesi, il governo si impegna comunque a raccogliere tutte le indicazioni emerse dal confronto. Quello che è importante sottolineare è che il governo è un governo responsabile, che è lontanissimo dall'arroganza, che vuole aprirsi al dialogo con tutte le parti sociali, che se per caso non dovesse esserci questo dialogo, la responsabilità non sarà assolutamente di questo governo. Il rilancio del dialogo è stato accolto con favore da tutto il mondo imprenditoriale. Dai sindacati arriva però il no di Cofferati. Se non si stralcia l'articolo 18, dice, la CGIL non è disponibile a trattare. Diversa la posizione di CISL e UIL, che pur ribadendo il no alla riforma sui licenziamenti, si dicono disponibili a riprendere il confronto. Una risposta definitiva però arriverà solo nei prossimi giorni. Per la RAI si avvicina l'ora delle nomine. Questo pomeriggio per oltre 1 ora e mezzo i presidenti di Camera e Senato, Casini e Pera, hanno affrontato il capitolo delle nomine nella TV pubblica. Il clima dell'incontro, si legge in un comunicato, è stato amichevole e costruttivo. Casini e Pera torneranno ad incontrarsi domani. Orribile tragedia in Egitto. Sul treno che portava 1200 persone dal Cairo a Luxor è divampato un incendio che ha fatto 374 morti e 61 feriti. Le fiamme, divampate forse in seguito all'esplosione della bombola di un fornello a gas, si sono propagate rapidamente, distruggendo 7 vagoni. Molti passeggeri sono rimasti imprigionati dal fuoco, altri sono morti lanciandosi dai finestrini mentre il convoglio era ancora in corsa. Terribile la scena di fronte a cui si sono trovati i soccorritori nei vagoni, decine di corpi carbonizzati. Israele presaglia all'agguato che ieri in Cisgiordania era costato la vita a 6 suoi soldati. Razzi sono stati lanciati sugli edifici dell'autorità palestinese nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Il bilancio è di 18 palestinesi uccisi, in gran parte poliziotti, ma tra le vittime figura anche un ragazzo di 13 anni. La risposta è stata decisa dal Consiglio di difesa israeliano presieduto dal premier Sharon, che ha ribadito di non voler trascinare il suo paese in una guerra totale contro Arafat. Negano tutto i 4 marocchini arrestati a Roma con l'accusa di accingersi a preparare un attentato contro l'ambasciata americana. Nel loro appartamento alla periferia della capitale sono stati trovati 4 kg di ferro cianuro di potassio, disegni della rete idrica intorno all'ambasciata e mappe della città. Secondo gli esperti, tuttavia, il veleno, se immesso nella rete idrica, non avrebbe creato alcun pericolo per le persone. In serata, carabinieri e tecnici della CEA hanno effettuato un sopralluogo nei cunicoli dell'acquedotto nei pressi dell'ambasciata americana. Corea del Sud e Stati Uniti concordano sulla necessità di andare avanti nei tentativi di dialogo con il Nord Corea comunista, ma con approcci differenti. Dopo il vertice di questa mattina a Seul, il presidente Bush e il collega coreano Kim Dae-jung hanno visitato la linea di confine che da quasi 50 anni divide le 2 Coree. I 2 statisti hanno convenuto su una proposta di trattative per risolvere pacificamente i contenziosi delle armi di distruzione di massa prodotte dalla Corea del Nord. Bush ha comunque ripetuto di non nutrire alcuna fiducia nel regime di Pyongyang. Finale a sorpresa a Wall Street dopo aver vissuto una giornata in territorio negativo. Gli indici infatti
le contrattazioni. Il Dow Jones ha così guadagnato oltre il 2% e il Nasdaq quasi 1,5 punti in percentuale. Contrastata la seduta in Europa, in linea Piazza Affari che ha perso lo 0,23%. Adesso stiamo per mostrarvi alcune immagini drammatiche giunte dalla capitale della Bolivia, La Paz, che è stata colpita da una grandinata di proporzioni eccezionali. L'alluvione ha causato almeno 50 morti e oltre 100 feriti, una decina i dispersi, ingenti i danni materiali. I chicchi di grandine hanno chiuso i tombini delle fognature, trasformando le strade della città in fiumi che hanno travolto persone e cose. Il presidente Quiroga ha decretato lo stato di emergenza nella regione della capitale. Una notizia di calcio, Champions League, la Roma ha pareggiato 1-1 a Barcellona in una partita valida per la terza giornata del gruppo B. Adesso parliamo di musica, di una giovanissima violinista giapponese, si è esibita a Roma all'Auditorium di Santa Cecilia. Ascoltiamola. Sembra una bambina, ma in realtà ha 18 anni. Ha fatto il suo primo concerto pubblico quando ne aveva appena 10. Si chiama Sayara Soji, viene da Tokyo. Una ragazza prodigio sia per la maturità interpretativa, sia per la straordinaria capacità di concentrazione. Ha eseguito il concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky. A 15 anni ha vinto il concorso Paganini a Genova. Ora studia in Germania. Pubblico e orchestra di Santa Cecilia, tutti rapiti dalla sua bravura. Il tempo che farà domani al nord su Triveneto, Emilia Romagna, Liguria e Bassa Lombardia parzialmente nuvoloso, molto nuvoloso. Durante la prima parte della giornata possibile qualche debole pioggia, specie sulla Romagna, ma con tendenza a rapido miglioramento. Al centro molto nuvoloso coperto, piogge diffuse inizialmente più frequenti e persistenti sulle regioni tirreniche e sull'Umbria e successivamente su quelle adriatiche. Le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco sulle coste tirreniche e dalla serata neve sui rilievi di Umbria, Marche e Abruzzo a quote collinari e localmente anche a quote più basse. Al sud al mattino parzialmente nuvoloso su Sicilia, Puglia e Basilicata, ma con tendenza a rapido aumento della nuvolosità, e dal pomeriggio piogge a carattere sparso, molto nuvoloso o coperto sulle restanti regioni con piogge sparse. Prossimo appuntamento con il TG1 della notte. Aldo Biscardi sarà ospite della rassegna stampa curata questa sera da Willy Molco. Grazie per l'ascolto, arrivederci.